Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento dedicato alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. Insieme a noi in questa occasione Franco Conte, ben trovato. Buona giornata, grazie. Franco Conte, che è candidato capolista alla Camera nel collegio plurinominale dell'area castellana e di parte anche della provincia di Venezia, con il partito Noi con l'Italia. Franco Conte, siamo nell'imminenza del voto e allora un appello agli elettori innanzitutto proprio di andare a votare. Credo che sia una cosa fondamentale. C'è il rischio, lo abbiamo vissuto anche nelle ultime consultazioni elettorali, che ci sia una scarsa partecipazione al voto. Ecco, al di là del partito che verrà votato, naturalmente io auspico che il voto vada al mio partito, ma al di là del partito che verrà votato da parte dell'elettore, io credo che sia importante partecipare al voto. È vero che c'è stato un distacco dalla politica, dal mondo della politica, anche perché la politica ha dato purtroppo brutti esempi in passato. Ecco, io però ritengo che la politica sia una forma di democrazia e il cittadino deve vivere il voto non come un suo diritto, ma lo deve vivere anche come un suo dovere, proprio come la forma massima di espressione di democrazia. Al cittadino è stata data questa possibilità, la deve esercitare fino in fondo, soprattutto partecipando al voto. Ho detto un attimo fa che purtroppo la politica negli ultimi anni ha dato anche dei cattivi esempi, però per alcuni cattivi esempi non bisogna condannare tutta la politica in generale, generalizzare, assolutamente no. È giusto che chi si è comportato male venga espulso dalla politica, è giusto che non venga votato dagli elettori, ma che gli elettori votino le persone che magari conoscono, le persone di cui hanno avuto esperienze positive, le persone di cui hanno fiducia. Però, ripeto, è fondamentale andare a votare. C'è un rischio di disaffezione, astensionismo primo partito anche nel nostro territorio, anche nel nostro Veneto, nella nostra Marca, secondo lei? Guardi, il rischio c'è. Io l'ho vissuto proprio dal contatto con la gente, però ultimamente devo riconoscere che c'è forse un recupero di fiducia, forse anche perché il messaggio che ho appena rivolto, quello del partecipare al voto, lo stiamo facendo tutti, a prescindere dall'appartenenza politica, a prescindere dai partiti. Quindi credo che ci sia un recupero e io auspico che l'Italia continui a essere uno dei paesi in cui la percentuale di partecipanti al voto è tra i primi al mondo. Ritengo che sarebbe un buon primato per l'Italia, sarebbe un buon primato perché è proprio l'affermazione del concetto della democrazia. Grazie a Franco Conte, candidato per Noi con l'Italia nel collegio plurinominale della Camera dei Deputati della provincia di Treviso, dell'area castellana e di parte della provincia di Venezia, i comuni del San Donatese e zone limitrofe. Grazie. Grazie a voi e buona giornata. Grazie anche da parte mia a tutti voi, vi rinnovo l'invito a seguire i prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre qui sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.